Centri estivi, a Vicenza è apertura con strascico polemico. L'assessore all'istruzione Cristina Tolio, supportata dalle linee guida della Regione Veneto, è pronta ad aprire da mercoledì 10 giugno. Distanze sociali e spazi sono stati definiti al millimetro. L'alzata di scudi arriva dai sindacati che rimproverano al settore istruzione un mancato dialogo, insegnanti che dovrebbero fare didattica e che nell'ottica dell'elasticità si troverebbero a fare gli assistenti all'infanzia. Per non parlare dell'età, alcune sarebbero sulla soglia dei 60 anni e quindi non potrebbero accogliere i bambini. Puntualizzazioni in un tempo in cui le famiglie chiedono risposte e la gente ha bisogno di lavorare, alle quali l'assessore replica. Io da amministratore devo dare delle risposte all'utenza, mi dispiace che non sempre i sindacati comprendano quanto faticoso sia alle volte dare delle risposte. Noi daremo una risposta che purtroppo sarà parziale perché potremo accogliere il 50% dei bambini, almeno in questa fase, ma sarà sicura. Abbiamo lavorato proprio perché sia sicura per gli operatori, sicura per i bambini, qualche scuola che magari ipotizzava soluzioni diverse, ma riaprire le scuole che sono di mia competenza, quelle comunali, è un atto dovuto. E su una scuola a settembre con divisori in plexiglass, l'assessore ed ex insegnante si fa titubante, più che divisori serve altro. La soluzione è dotare le scuole di risorse, di più personale, di poter provvedere turni, di poter prevedere laboratori ed è questa una risposta che deve arrivare dallo Stato.